Scomparsa e ricerca in mare dei fratelli Deiana. Cosa si nasconde dietro l'orizzonte quando il mare inghiotte due giovani vite? Una profonda angoscia avvolge la comunità di Olbia da quando, sabato 19 aprile, si sono perse le tracce di due fratelli, Giuseppe e Lorenzo Deiana, di 24 e 20 anni. I due giovani erano usciti per una consueta battuta di pesca mattutina a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina con motore fuoribordo. Un'abitudine del sabato, raccontano coloro che li conoscevano. Il loro rientro era previsto per le 17 circa, ma l'ansia ha iniziato a serpeggiare quando non hanno fatto ritorno. La compagna di uno dei ragazzi ha lanciato l'allarme in serata, facendo scattare immediatamente un'imponente macchina di soccorsi coordinata dalla Guardia Costiera, con il capitano di vascello Paolo Bianca alla guida. Fin dalle prime ore, un elicottero, droni e motovedette hanno scrutato palmo a palmo la costa. Anche i vigili del fuoco, con i loro sommozzatori, si sono uniti alle ricerche. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nella zona di Capo Figari, dove, verso mezzogiorno di domenica, sono stati ritrovati uno zaino e degli stivali appartenuti ai fratelli. La madre ha riconosciuto gli oggetti rinvenuti dai soccorritori, alimentando una flebile speranza, ma ancora nessuna traccia dell'imbarcazione. Ulteriori indizi, come alcuni utensili e capi d'abbigliamento, sono emersi nella stessa area, e un diportista ha segnalato la presenza di pezzi di barca e altri oggetti, tra cui uno zainetto riconosciuto da un familiare, sempre nei pressi di Capo Figari. Nonostante ciò, non vi è ancora la certezza che si tratti del natante dei due dispersi. Le ricerche si sono estese anche a Calaspada e Golfo Aranci, dove sono state individuate altre tracce. La mobilitazione è stata corale. Oltre alle forze dell'ordine, anche numerose imbarcazioni private hanno risposto agli appelli lanciati sui social da parenti e amici, partecipando attivamente alle ricerche. La Capitaneria di Porto di Olbia ha richiesto la geolocalizzazione dei telefoni dei due giovani. Purtroppo, dalle 16:40 di sabato, le connessioni dei cellulari risultavano già interrotte. E l'ultima cella agganciata dal telefono di uno dei dispersi è stata quella di Padru intorno alle 14. Nonostante l'instancabile lavoro dei soccorritori, che hanno battuto la costa senza sosta anche con i droni dei vigili del fuoco e i mezzi navali della Polizia di Stato, e nonostante le diverse segnalazioni di avvistamenti della barca, al momento non confermate, le ricerche sono proseguite senza esito per giorni. Con il calare dell'oscurità, le operazioni si sono temporaneamente interrotte per riprendere con le prime luci dell'alba, coinvolgendo nuovamente i sub dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera. Quale mistero avvolge la scomparsa di Giuseppe e Lorenzo? E quali speranze restano accese nel cuore di chi li aspetta?